Il forte di Osoppo si trova in Friuli Venezia Giulia, in provincia di Udine. Si tratta di un ampio complesso archeologico e museale a cielo aperto. La terrazza panoramica e il podio col belvedere del forte permettono di ammirare il panorama sul fiume Tagliamento, sul paese di Osoppo e sul parco del Rivellino. Dichiarato monumento nazionale nel 1923, nel 1951 venne smilitarizzato ed è oggi sede di diversi eventi culturali. Il forte ha una storia secolare e ha visto l'avvicendarsi di diversi domini. I resti che si possono osservare partono dall'età preromana fino ad arrivare quasi ai giorni nostri. Dalla fine del Medioevo il forte ha assistito alla guerra tra la Repubblica di Venezia e l'Impero Asburgico. È stato occupato dalla Francia e dall'Austria e infine, grazie alla sua posizione nevralgica, è stato inserito nel sistema difensivo dell'Alto Tagliamento Valfella. Il forte di Osoppo è molto grande e si può visitare in una mezza giornata. Ci sono molte cose che si possono vedere: le rovine della chiesa, la batteria contraerea, le gallerie sotterranee. All'interno del forte si possono visitare i resti di una chiesa, le cui prime testimonianze risalgono al XIII secolo. La chiesa fu ampliata e restaurata diverse volte e la forma attuale risale al XVII secolo. La costruzione non fu mai ultimata e la chiesa, seppur consacrata, un secolo dopo venne utilizzata dai francesi come magazzino. In seguito venne bombardata ed utilizzata a fini militari, riedificata e nuovamente distrutta dal terremoto. Ad oggi la chiesa è stata nuovamente ricostruita. Si possono ammirare la facciata inferiore e alcuni reperti archeologici della pieve originaria. Grazie a un sentiero turistico è possibile ripercorrere la struttura difensiva del forte e, tramite una passerella edificata di recente, è possibile raggiungere 4 cavità scavate nel cemento, dove venivano posizionati i massicci cannoni di ghisa della batteria Osoppo Sud. La serie di cunicoli sotterranei costruita all'inizio del Novecento è visitabile, muniti di torcia, dalla batteria Osoppo Sud, con ingresso dai pozzetti nelle postazioni dei cannoni. Il colle, su cui sorge il forte, ha visto la presenza di antichi mammiferi 4 milioni di anni fa,
come testimoniato da impronte fossili scoperte nel 1994. Fossili marini e pollini subtropicali, rinvenuti alla base del colle, ricordano una latitudine subtropicale della zona milioni di anni fa. Durante le 2 guerre mondiali, il forte servì come presidio militare e caserma, subendo danni considerevoli dai bombardamenti e dal terremoto del 1976. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like e iscriviti al nostro canale. Seguici anche su Facebook e Instagram.